Buongiorno a tutti, e intanto grazie all'Associazione SOS Valeggio che ha accolto l'invito che gli avevo fatto, perché insomma, è per me un piacere e un onore, dico sempre, ospitare le associazioni del territorio, in questo caso un'associazione che del volontariato ne fa un peso specifico per la mia territorialità e perciò io vi ringrazio. Diciamo che oggi siamo qui per riconoscere pubblicamente il valore e l'impegno che il SOS Valeggio, una realtà che in questi 40 anni rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il mio e per il nostro territorio. Con oltre 120 volontari attivi e quasi 8.000 interventi l'anno, il SOS Valeggio è molto di più che un servizio, dico sempre. È un soccorso e una vera rete di solidarietà che opera in convenzione col SUAM, il 118, con l'US 9 e con l'Acqui Verona, ma soprattutto opera per la comunità con professionalità e soprattutto umanità. Penso in particolare ai progetti sociali ed educativi che portano avanti con grande dedizione e impegno, dalle attività nelle scuole al supporto psicologico per i giovani, fino al servizio di compagnia ai pazienti all'ospedale di comunità. Non si limitano a rispondere alle emergenze, ma si prendono cura personalmente della persona, e credo che questo sia il valore importante che voi fate e che credo che sia il valore aggiunto che ogni associazione dovrebbe mettere. Come istituzione abbiamo il dovere di sostenere queste realtà. Il volontariato non va solo celebrato, spesso dico a parole, ma come dico spesso a volte va messo nelle condizioni di crescere con strumenti adeguati e con più attenzione concreta da parte delle pubbliche amministrazioni. Il SOS Valeggio, lo dico per chi mi conosce perché abbiamo avuto modo anche di parlare, è un modello da seguire che ci ricorda il vero valore delle persone, sta in chi in ogni giorno sceglie di essere per gli altri. A loro va la mia stima, la mia gratitudine, il mio impegno personale per far sì che in questo mondo del volontariato sia sempre più ascoltato e valorizzato. Adesso, prima di entrare e di lasciare la parola ad Alessandro, farei partire un filmato che introduce un po' i numeri di questa associazione. È un'associazione importante che nel mio territorio dà lustro a tutto il contesto veronese, e perciò avrei il piacere che questo filmato poi lo si può commentare, e cui lascio la parola ad Alessandro. Beh, prima di lasciarti la parola, sono complimenti ancora, perché i numeri, insomma, sono numeri significativi, importanti, ma lascio la parola a te, Alessandro, come Presidente, che ha un'eredità importante per questa associazione, e perciò se vuoi commentare e darci il tuo contributo. Buongiorno, intanto lasciatemi ringraziare il consigliere Piccinini e tutto il Consiglio regionale per l'opportunità che ci viene data quest'oggi di presentare la nostra associazione. Come diceva prima il consigliere, le associazioni di volontariato, il nostro mondo deve essere messo nelle condizioni di poter operare, e una di queste modalità è proprio quella di darci uno spazio, darci visibilità e consentirci di
far conoscere alla cittadinanza quello che quotidianamente i nostri volontari svolgono. Diceva appunto il consigliere prima, noi nasciamo ormai quasi 40 anni fa, l'anno prossimo ci sarà un importante anniversario, un importante traguardo. Io ho ereditato questa associazione solo l'anno scorso, sono volontario da 6 anni ma presidente da un anno. Ho ereditato un ente che veramente porta con sé grande esperienza, grande professionalità, come diceva prima il consigliere, e di questo sono molto orgoglioso. Ecco, sicuramente è un onere fare il presidente, ma dà tante soddisfazioni e francamente non vorrei farlo da nessun'altra parte, perché i traguardi che ha raggiunto il SOS, anche la grande famiglia che si è creata nei 40 anni di vita di questa associazione è qualcosa che è riconosciuto sia all'interno dell'ente che all'esterno. Il consigliere ha presentato alcuni dei punti che spiegano un po' quello di cui si occupa Sosvaleggio. Alcuni dati li abbiamo visti dal video, sono dati importanti. Noi nasciamo come ente che si occupa principalmente di soccorso extraospedaliero e siamo cresciuti con questa idea, con questo spirito di servizio che ci ha portato ad avere nel corso del tempo sempre più convenzioni con le pubbliche amministrazioni, in particolare con l'ULSS, con l'azienda ospedaliera, da ultimo il partenariato con Croce Verde di Verona per quanto riguarda il servizio di emergenza, ma siamo anche altro. Ci siamo resi conto nell'ultimo periodo che le esigenze della cittadinanza stanno cambiando, stanno nascendo nuove richieste sotto vari profili che ci hanno spinto a pensare a cosa Sosvaleggio può fare di ulteriore rispetto al servizio in ambulanza. E ci stiamo quindi aprendo un po' a quello che è tutto il mondo del sociale in senso più lato, più generale. Da ultimo alcune convenzioni con l'Università di Trento e il Comune di Valeggio per un supporto psicologico ai ragazzi, alle famiglie che hanno bisogno di un aiuto in questo senso, quindi non solo da un punto di vista fisico, cerchiamo di dare una mano alle persone, ma anche da un punto di vista psicologico. Questa esigenza è nata dopo alcuni avvenimenti che hanno riguardato anche direttamente famiglie di nostri volontari, la morte un anno fa di un ragazzo che si è tolto la vita, e questo triste episodio ci ha portato a riflettere e ci siamo domandati cosa noi possiamo fare per aiutare anche in questo senso. L'associazione è un'associazione che ci consente, perché è viva, perché è forte, ci consente di andare anche oltre quello che sono i nostri normali ambiti e andare un po' oltre quello che è la nostra comfort zone dovuta a 40 anni ormai di esperienza. E abbiamo quindi contattato ad esempio l'Università di Trento per un bando che va a finanziare una borsa di studio su una tesi di laurea proprio legata alla morte dovuta al suicidio in età giovanile, oppure col Comune di Valeggio, come accennavo prima, una convenzione che ci permette con fondi dell'associazione, raccolti anche in occasione ad esempio del funerale di Elia, che è il ragazzo che purtroppo non è più tra noi, finanziare progetti proprio legati al supporto psicologico di ragazzi che sono in famiglie che non riescono a permettersi una spesa di questo tipo qua, e quindi il SOS interviene in questo senso dando un supporto economico a queste famiglie. Altri interventi sono ad esempio all'ospedale di comunità di Valeggio. Cioè, è arrivata una richiesta da parte del personale che riesce a sopperire a quelle che sono le esigenze sanitarie, ma manca tutto quello che è l'aspetto umano legato all'assistenza al paziente, perché spesso sono lasciati soli, nel senso che magari non possono ricevere la visita del familiare perché abita distante o riescono a ricevere visite sporadiche, e quindi andiamo a fare un supporto che è semplicemente di compagnia a queste persone qua, e permettiamo così di distrarsi un po' da quello che è il monotono e purtroppo a volte anche triste, come dire, insomma il triste realtà. Sì, esatto, degli ospedali, che sicuramente non sono posti gioiosi o felici, e quindi in questo senso qua cerchiamo di dare il nostro supporto come volontari anche a queste persone.
Ma guarda che il fatto che tu sia emozionato è solo un piacere. No, ma tu hai detto delle cose che per me sono fondamentali e straordinarie. Perché da chi viene dal mondo del volontariato e ha scelto quella missione da una vita, tu hai detto due cose fondamentali. Sono attento alle esigenze e a alcuni servizi. Uno, quello per i giovani, per le problematiche che hai illustrato e che venendo da quel territorio, Elia lo conoscevo anch'io molto bene e anche la mamma. E soprattutto gli anziani. Tu hai focalizzato su due cose che sono per me fondamentali, i giovani e gli anziani, che sembra una cosa, ma nessuno ci ha mai pensato, ma diventiamo tutti anziani e abbiamo tutti dei figli e perciò hai focalizzato dal mio punto di vista due punti che sono straordinari e centrali. E per questo vi ringrazio nuovamente, nel senso che la consapevolezza, voi partite come servizi sanitari, no? La base in cui voi non fate solo quello. È chiaro che i numeri, le persone vi danno anche e vi consentono di fare questo, perché altrimenti il valore umano che voi avete. Però è proprio nella frase che è stata scritta e che volevo ripeterla, il vero valore delle persone sta in chi ogni giorno sceglie di esserci per gli altri. Cioè, secondo me questo rispecchia quello che è lo spirito vostro, no? Che venendo da quel territorio ne abbiamo di realtà, no? Nel senso che, ma non come la vostra. E credo che non sia solo, siete qui solo perché il consigliere Piccinini vi ha invitato e ha voluto, ma è proprio quello che tu stavi dicendo prima, no? Elencando, cioè l'attenzione verso quelle problematiche che oggi ci sono e che qualcuno fa finta di non vederle oppure va bene così perché è la normalità, ma in realtà non va bene così e se ognuno di noi per l'impegno che ha, per il ruolo che ha, cerca di cambiarle per rendere una società migliore, credo che questo sia il vero senso di comunità migliorativo che noi dovremmo avere tutti. Perciò io ti ringrazio per questo. Grazie. Ecco, poi mi permetto anche di sottolineare un altro aspetto, perché accennavo prima al fatto che siamo nati come un ente di soccorso e anche in questo senso qua le esigenze stanno cambiando. La richiesta di una sempre maggiore professionalità, perché io ricordo sempre una frase che un istruttore mi ha detto al corso, quando ho fatto il corso io, noi non siamo professionisti ma ci viene richiesto di agire con professionalità, perché le persone poi che andiamo a prendere l'ambulanza ci aspettano lo stesso trattamento, indipendentemente dal fatto che arrivi un dipendente, una persona che lo fa di lavoro, una persona che lo fa come volontario. Ho qua anche di fronte a me il referente della didattica della formazione di Sassualeggio, l'infermiere Matteo Luise, e in questo senso qua ultimamente Sassualeggio si è prodigato molto, in particolare il gruppo didattica, si è prodigato molto per aumentare la professionalità sia a livello di contenuti ma anche a livello di modalità di spiegazione ai nuovi corsisti di tutti quelli che sono le procedure che utilizziamo quotidianamente in ambulanza. È una nuova esigenza anche questa che ci viene richiesta. Ci vengono richiesti ogni anno corsi di aggiornamento, di formazione che non sono solo legati, anche questo è un aspetto molto importante, non sono solo legati ai protocolli più prettamente sanitari, ma riguardano anche, e li abbiamo programmati, aggiornamenti riguardanti ad esempio tutte quelle che sono le dinamiche di violenza familiare, per esempio nel caso in cui ci troviamo di fronte a queste situazioni qua, il soccorritore, l'autista soccorritore, volontario o dipendente che sia, deve sapere cosa fare, deve sapere come approcciarsi al paziente, deve sapere come approcciarsi alla vittima, perché non è solo un problema sanitario, psicologico, ma la persona lì, in quel caso lì, è purtroppo vittima. E quindi anche in questo senso qua cerchiamo di dare al nostro personale una formazione sempre più specifica anche su tematiche non prettamente di carattere medico-sanitario. E questo è sicuramente un aspetto che mi preme sottolineare del Sassualeggio e che insomma, spero anche si diffonda questa pratica tra gli altri enti, perché è veramente un aspetto di primaria importanza. Grazie Alessandro. Visto che sei venuta in compagnia di altri tuoi colleghi, volevo anche nominarli, insomma, Isabella Franchini che è storica del Sassualeggio, no? Nel senso che è una figura storica per chi una colonna portante, direi. Una delle colonne importanti, no? Poi la risorsa di Matteo Luise che è responsabile, no, della didattica. E poi ti ha accompagnato anche insomma, un pezzo del Sassualeggio, insomma, è stato per anni il presidente, ma che oggi fa un ruolo di amministratore. E su quello che stavi dicendo, no? Nel senso che tu, le esigenze,
Però spesso, permettimi di dire questa cosa, che le pubbliche amministrazioni o chi svolge un ruolo pubblico non ha ben chiaro in realtà quel ruolo e quelle situazioni che tu hai descritto. Cioè, tu hai detto, dal volontariato pensano e vogliono la professionalità, ma non è come lo fa il dipendente di lavoro, sceglie. Però cercate di esserlo quanto al massimo delle vostre potenzialità. Esatto, sì. E spesso questo passa per scontato dalle pubbliche amministrazioni o dalle pubbliche persone, no? Perché non hanno, ma dietro quel lavoro per arrivare a tale, cioè a quel risultato, c'è un lavoro straordinario, c'è ore di lavoro, di passione, di aggiornamento, che questo spesso non viene valorizzato, si dia per scontato. Invece di scontato dico sempre che nella vita non c'è nulla, ok? E che secondo me ti do un suggerimento, parla anche con le pubbliche amministrazioni, perché queste pubbliche amministrazioni secondo me spesso non hanno Accolgo chiaro. volentieri il suggerimento, lo farò. Grazie. Io inviterei anche l'ex presidente e oggi amministratore Thomas Zillo, e poi se vuole aggiornare e dirci qualcosa, un saluto o qual è stato il cambio radicale di questa situazione. Allora, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio il consigliere Piccinini di questo invito per l'associazione che ho avuto l'onore di servire come presidente e adesso per cui ne ho condiviso l'esperienza, l'impegno, la difficoltà e le grandi soddisfazioni che insieme a tutti gli altri volontari straordinari che ha avuto e avrà. Oggi come consigliere comunale con delega al volontariato e all'associazionismo il mio sguardo si è ampliato, ma il cuore è rimasto lo stesso, sempre rivolto a chi sceglie di mettersi al servizio degli altri. Il SOS è una di quelle realtà che parlano con i fatti, ogni giorno silenziosamente e con determinazione portate avanti un lavoro prezioso, indispensabile. Siete presenti nei momenti più difficili, ma anche in quelli più semplici e soprattutto siete un punto fermo per il nostro territorio. Quello che colpisce è la costanza, esserci sempre con discrezione, competenza e spirito di squadra. Il vostro è un volontario fatto non solo di turni, ma di relazione, di comunità, di fiducia. E in un mondo che corre veloce, come tutto sembra effimero, dove tutto sembra effimero, voi rappresentate un valore solido, autentico, profondamente umano. Come amministrazione, portando i saluti del sindaco e dell'intera amministrazione comunale, sentiamo forte la responsabilità di sostenere chi costruisce coesione, chi forma, chi accoglie. Per questo ribadisco il nostro impegno come amministrazione nel valorizzare e rafforzare il legame con il mondo del volontariato, che per Valeggio non è un di più, ma una vera risorsa civica e sociale. Sono certo che l'anno prossimo farete lo celebrerete il 40° come meritate, ma è già oggi è giusto fermarsi un attimo e dire con forza grazie per la dedizione, per l'esempio, per il grande amore verso il nostro territorio. Da ex presidente, da amministratore, ma prima di tutto da valeggiano, grazie di cuore per tutto quello che fate. Grazie mille. Grazie Thomas. Sì, perché dopo dire 40 anni di storia è un pezzo della nostra vita, no? Nel senso, un'associazione che fa 40 anni, non è che ce ne siano molte, no? Nel senso che vedi questi capovolgimenti di situazioni che a volte, quando già arrivano 5, 6, 7 anni, c'è il cambio. 40 anni vuol dire aver accompagnato una generazione o forse più generazioni, ecco, e credo questa sia una cosa è sicuramente importante. Impegnativo, perché è la responsabilità comunque di, non solo io come presidente, ma tutta l'associazione, tutti i volontari hanno la responsabilità di portare avanti qualcosa che esiste già da 40 anni, non solo di portarla avanti, ma per quanto possibile di migliorarla e impegnarsi, come dicevi tu, ogni giorno sempre di più, con professionalità, mettendo a disposizione il nostro tempo, le nostre risorse per gli altri. E io l'ho ripetuto anche in altre occasioni con i volontari, dicendo: mi raccomando, non perdiamo mai il focus di quello che stiamo facendo. Il volontariato sicuramente dà qualcosa a chiunque lo fa, perché ci divertiamo sicuramente, è una bella famiglia, come dicevo prima. Ricordiamoci sempre qual è il punto focale, cioè prestare servizio alle altre persone
in base a quelle che sono le esigenze, che possono essere sanitarie, psicologiche, di compagnia e quant'altro. Devo dire anche un'altra cosa che secondo me è fondamentale e riguarda, prima parlavamo di pilastri portanti, Isabella ormai è nel SOS da 30 anni e sicuramente per me è un punto di riferimento. C'è anche da dire che SOS Valeggio ha il 50% dei volontari sotto gli under 35, quindi è un'associazione che soprattutto con l'ultimo corso si è ringiovanita tanto. Si sente spesso parlare del fatto che i giovani, e mi ci metto dentro anch'io perché insomma sono abbastanza giovane anch'io, dai. Se nei giovani ci sto anch'io, dunque. Sì, esatto. Ecco, bisogna dare spazio ai giovani. Spesso si dice che non ci sono, però a volte bisogna anche avere un po' il coraggio di coinvolgerli, e questo SOS Valeggio lo sta facendo, lo vuole fare e continuerà a farlo, perché sono il futuro sia della società, che può essere quella di una nazione, ma anche di una piccola società come quella che è SOS Valeggio. E quindi anche in questo senso qua ringrazio i giovani di SOS Valeggio per il coraggio che ci hanno messo nell'intraprendere un percorso che sicuramente non è facile, perché per diventare soccorritore serve almeno un anno, e poi tutti i corsi di aggiornamento, quindi è impegnativo sicuramente, però hanno detto il loro sì per prestare servizio, per mettersi a disposizione della cittadinanza, e quindi credo che a loro vada un grande grazie. Prima di chiudere, mi ha lanciato uno spunto, no? Tu hai detto i giovani, dico sempre no, che a volte si racconta un pezzo di storia che non è veritiera, no? Esiste una realtà, se tu accendi la TV abbiamo perennemente questioni negative. Poi fai l'esempio, uno degli esempi l'hai appena fatto, no? La realtà dove dici ho un'associazione dove sono sotto i 35 anni. Perché a volte bisogna riconoscere che io mi rifiuto di dire di vivere in un paese dove tutta la negatività, esiste tutto il male, perché poi ci sono realtà come la vostra, ma come tantissime altre, che non vanno mai raccontate, non vanno mai messo lustro. Ecco il motivo vero di questa situazione qui, che oggi tu sei a Palazzo della Regione, del governo, diciamo, del Veneto, no? Non solo per il riconoscimento che voi avete fatto in questi 40 anni di storia, ma è anche per quello che hai detto e che stai raccontando, no? Abbiamo una realtà giovane, un'associazione importante che ha dato molto al territorio, ed è giusto portarla nel palazzo più importante, in questo caso del vostro, che è quello veneto, che è un momento in cui si discute e se ne parla di una realtà che non è quella negativa, ma esiste una realtà positiva, e voi siete l'esempio più chiaro, e credo che vada il mio grazie, quello del mio gruppo, ma penso di anche il gruppo del Veneto, nel senso che quando sono esempi di questa natura è difficile dire che non vanno premiati. Ecco. Perciò io vi ringrazio nuovamente per essere stati qui e aver raccontato non solo quello che fate, ma una storia positiva nella nostra regione, ed è motivo anche d'orgoglio mio personale, che vivo in quel territorio e amministro quel territorio. Amministrare con persone intelligenti e capaci è sempre più semplice, l'ho sempre detto da quando ho fatto il sindaco, no? L'importante è scegliere le persone, perché la base delle persone ti diventa tutto più facile. Perciò il mio grazie personale e di tutto il Consiglio Veneto. Grazie, rinnovo i ringraziamenti. Buon lavoro. Grazie mille.